Non ci saremmo mai aspettati di trascorrere un Natale in zona rossa. Ci saremmo augurati di poter celebrare le festività senza troppe restrizioni, in una condizione di normalità, lontano da questo maledetto virus. E invece siamo qui. Inizia così il lungo audiomessaggio del presidente della provincia Roberto Padrini, registrato affinché attraverso tutti i media possa arrivare nelle case dei bellunesi. Dobbiamo stare distanziati, ma non per questo sarà meno Natale, afferma Padrin, che dice ancora: se proprio questa rinuncia non ci va giù, cerchiamo di pensarla come un regalo di Natale a medici, infermieri, operatori sanitari e lavoratori delle case di riposo. E a chi soffre, Padrin indirizza un augurio speciale. A chi in questi giorni sta soffrendo, costretto su un letto di un ospedale, a chi è a casa ammalato, a chi ha subito lutti importanti, a chi si trova in difficoltà perché ha perso il lavoro o è in difficoltà economiche, a tutto il mondo della sanità, della nostra provincia, della nostra regione. Dalla diocesi di Belluno-Feltre gli auguri del vescovo Renato Marangoni, che nel sito della chiesa bellunese scrive: tante parole sono state spese in questi giorni in vista del Natale. Ci siamo chiesti come festeggiarlo, come viverlo, come organizzare tutto ciò che tale ricorrenza richiede. In realtà, spiega il vescovo Renato, restano poche parole, molto scarne. Il vescovo così invita a pensare al luogo della natività, sprovvisto di tutto. In questo anno di sfibrante pandemia, con l'incertezza economica, il lamento della terra e l'insicurezza esistenziale che comporta, andiamo a Natale così, dice Don Renato, scorgendo il segno della vita che viene alla luce, che si rinnova, che ci coglie nella notte e quando riteniamo esclusa ogni via d'uscita. Nel Natale di Gesù, laggiù a Betlemme, in quel punto della storia, la vita si manifesta donando se stessa. Ci appare come una lacerazione fuori luogo, ma essa genera guarigione. Andiamo a questo parto di vita.